Quando mi si parla di immigrazione, la legge attuale sull'immigrazione che regola l'immigrazione porta il nome di Bossi e Fini. Assolutamente è stata abolita. È Bossi e Fini. È stata allora, abolita. quando c'erano Bossi e sai. Fini, hanno regolarizzato 200.000 clandestini. È stata abolita. Allora, questo va detto. Non è sufficiente mettersi una maglietta con scritto basta Renzi a casa o dalla parte di Stacchio oppure no immigrati per risolvere il problema degli immigrati. Dimmi come la Lega intende risolvere il problema degli immigrati e spiegami anche perché nella conferenza Stato-Regioni del 14 dicembre il governatore Zaia su una questione così delicata sulla distribuzione degli immigrati non c'era e ha mandato un assessore. Perché io credo che Luca Zaia, per carità, il Vinitaly è importante e la saga del radicchio è altrettanto importante, ma io penso che nelle sedi opportune dove bisogna battere i pugni per difendere il Veneto, Luca Zaia ci dovesse essere e non c'è stata. Questa è la verità di questa regione, purtroppo, una regione dove siamo stati abbandonati. Guarda, sull'immigrazione possiamo parlarne finché vuoi. La Regione Veneto è stata la regione che ha accolto più immigrati in assoluto di tutta Italia, ne ha integrati 800.000, 400.000 oggi sono senza lavoro. Come possiamo permetterci di accoglierne altri? Non è una questione di volontà, di bontà o d'altro, non abbiamo più la possibilità di ospitare altri immigrati e tu lo sai. Ma allora bisogna andare in conferenza Stato-Regione, bisogna alzare la mano e dire noi non possiamo più accettare. Perché avete detto sì? Assolutamente. No, perché voi avete votato all'unanimità. Marino, avete votato all'unanimità, cioè l'assessore che era lì al posto di Luca Zaia ha votato all'unanimità, altrimenti se ci fosse stata una regione che avesse detto scusate non sono d'accordo, quel piano non si sarebbe approvato perché c'era bisogno dell'unanimità. L'abbiamo detto in tutte le salse che il Veneto non può più ospitare. Ma devi dirlo però nelle sedi opportune, non è che puoi sottoscrivere un patto e poi tornarmi in Veneto e dirmi che quel patto non è valido, non è possibile fare i conigli a Roma e poi tornare in Veneto e fare le barricate, perché non è così che si fa la politica in maniera seria.